Pass sui mezzi pubblici, arriva la deroga per gli studenti per chi si sposta per motivi di salute in Vaporetto, minacce del Novax all'assessore alla mobilità. Scuole riaperte tra le polemiche a Venezia con i sindacati che minacciano nuovi scioperi per la carenza del personale ATA. Il comune parla di atteggiamento incosciente e poco edificante. In diversi hotel veneziani protocolli anticontagio dalle maglie larghe, anche nelle modalità di quarantena degli ospiti positivi. La denuncia della Filcams CGIL dopo le segnalazioni dipendenti. Dopo oltre un mese riprende l'attività alla Speedline di Santa Maria di Sala, ma i lavoratori mantengono il presidio davanti allo stabilimento. Potrebbe tornare in attività già venerdì anche l'ex Alcoa di Porto Margheras. La struttura sarà dissequestrata dopo le indagini per l'incendio di fine dicembre. A Piazzale Roma pochi posti auto e anche molto cari per i residenti in Laguna. Il PD chiede al Comune notizie certe sul nuovo bando di assegnazione parcheggi atteso da anni. Ad un mese dall'inaugurazione col Patriarca di Venezia, il presepio di Sabbia di Jesolo raggiunge 70.000 visitatori, donazioni in beneficenza raddoppiate rispetto al 2019. Buonasera e bentornati in diretta a questa l'edizione di Venezia. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, alla luce del nuovo decreto, il governo dice sì alle lezioni in presenza nelle scuole, una scelta che ha diviso l'Italia in due tra DAD e non DAD. E oggi vi facciamo esattamente questa domanda del nostro sondaggio: è stato giusto chiudere? Se la vostra risposta è sì, chiamare lo 0422 16 26 691. Se invece la vostra risposta è no, lo 0422 16 26 690. Come sempre lo squillo è gratuito e la risposta questa sera a Ring. E invece torniamo a parlare del Super Green Pass rafforzato sui mezzi pubblici dopo il caso Vaporetti, con la deroga per gli studenti e per chi invece si sposta per motivi di salute. Dal popolo Novax minacce all'assessore alla mobilità. Scatta il Green Pass rafforzato nei mezzi pubblici. Dopo giornate di roventi, polemiche, minacce ad amministratori comunali e denunce alla Digos, è arrivata da Roma la deroga. Da oggi e soltanto fino al 10 febbraio a Venezia la deroga sui Vaporetti. L'eccezione soltanto per due ragioni: studenti e salute. Significa che è consentito usare i Vaporetti anche a chi è munito di certificazione base per documentati motivi di salute e di frequenza scolastica, spiega l'assessore alla mobilità Renato Boraso. I comuni e le città applicano la legge. Il decreto legge ha introdotto, su indicazione del sindaco e anche del presidente Zaia, una deroga, ma è molto semplice la deroga, perché è proprio scritta nella circolare, è scritta e parla di deroga agli studenti e alle persone che si devono spostare per motivi sanitari, se uno deve andare all'ospedale, eccetera. Significa altresì che le persone non vaccinate, sebbene con Green Pass da tampone negativo, non potranno prendere i mezzi pubblici e quindi lasciare le isole. Deve attenersi alle disposizioni di legge, cioè deve o rimane a casa, purtroppo mi sono molto dispiaciuto, o si vaccina. E noi invitiamo i cittadini a vaccinarsi perché è nel loro interesse, per la loro salute e dei loro familiari, oppure si muovono con mezzi privati, taxi, si organizzano qualche mezzo privato. L'amarezza dell'assessore Boraso, che per le sue dichiarazioni si è trovato suo malgrado nel mirino di alcuni Novax, con pesanti minacce e insulti recapitatigli via mail. Cognomi, ognuno si prende le sue responsabilità. Informati Digos e sindaco, è già passato alle vie legali, spiega. Però sinceramente di essere minacciato e essere insultato da nazista di merda anche non ci sto, sinceramente, perché qui non stiamo giocando, siamo in un momento di grande difficoltà, di grande contagio di questa variante Omicron. Raccolgo 1.000 euro da questi signori, li devolvo in beneficenza. Scuole riaperte tra polemiche a Venezia con i sindacati che minacciano nuovi scioperi per via della carenza del personale ATA. Scuole riaperte tra le polemiche a Venezia, con stilettate, botte e risposta a distanza tra sindacati e comune. Nel mirino dell'organizzazione della funzione pubblica, la ripresa delle elezioni alle comunali, con la carenza di personale aggravata, dicono, dalle previste sospensioni per chi non ha adempiuto all'obbligo della vaccinazione.
È una situazione difficilissima per tutti, ma da qui a dire che da parte del Comune di Venezia non ci sia stato alcun impegno lo trovo davvero poco onesto. Quando solo l'anno scorso abbiamo speso più di 2 milioni di euro in supplenze dettate da maggiori oneri organizzativi Covid. Impegno questo che per CGIL e UIL non sarebbe sufficiente. Annunciano da qui ai prossimi giorni pacchetti di ore di sciopero da parte delle singole educatrici, lasciate sole, dicono, anche con 12-13 bambini da gestire per periodi prolungati e a cui si aggiunge la carenza perenne di personale AMES. Ma l'assessore di reparto non ci sta e replica con cifre alla mano. E solo venerdì scorso abbiamo sottoscritto oltre una ventina di incarichi per poter riaprire in sicurezza le scuole oggi, senza sorprese che potenzialmente potevano esserci anche a fronte di personale mancante che per propria legittima scelta oggi non è temporaneamente in servizio. Minacciare scioperi significa mettere in ginocchio il sistema famiglie già ripetutamente messa a dura prova dal virus. Il commento piccato dell'assessore Besio. Quando come comune non abbiamo mai avuto preclusioni sulla spesa per un ulteriore personale, lo trovo moralmente poco edificante. Secondo la Philcamps CGIL, protocolli anticontagio dalle maglie larghe negli hotel veneziani. Clienti sospetti di aver contratto il Covid si vedevano anche aggirare nelle stanze comuni, nelle sale comuni degli alberghi. Le quarantene poco rigorose di clienti degli alberghi veneziani rappresenta forse l'aspetto più eclatante delle segnalazioni che stanno arrivando in questi giorni alla Philcamps CGIL da parte dei lavoratori degli hotel del centro storico lagunare. La ripresa o ripresina dell'attività di un settore come il turismo, che ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia, si scontra con una nuova ondata di contagi che preoccupa non poco il sindacato di categoria. Ci stanno arrivando segnalazioni da parte degli lavoratori dell'albergo dove ci sono pochi controlli rispetto alla questione delle protezioni dei contagi. Ci sono poi i timori manifestati dal personale chiamato a rifare le stanze di turisti che si trovano in quarantena, o ancora la questione della quarantena dei dipendenti venuti a contatto con colleghi poi risultati positivi. Se un caso viene riscontrato in albergo, la persona che magari dormiva nella stessa camera con il lavoratore o la lavoratrice positiva non viene messa in una quarantena preventiva, nel senso che si trova tranquillamente sul posto di lavoro. Segnalazioni di questo tipo, sostengono la CGIL, stanno diventando più frequenti. Occorre fare chiarezza e, se necessario, assumere provvedimenti attraverso un'azione che coinvolga tutte le parti in causa. Diventa necessario chiedere un tavolo urgente, immediato, con l'istituzione, appunto, quindi il Comune di Venezia e anche le associazioni di categoria, che serve a capire quali protocolli e che cosa si deve fare per evitare il più possibile il rischio del Covid e che contagi che possa anche rovinare i prossimi appuntamenti cari alla città, quale il Carnevale. Torniamo a parlare di Speedline. Stamattina, dopo oltre un mese di mobilitazione per scongiurare la decolonizzazione della produzione in Polonia, ripresa l'attività lavorativa, la Speedline di Santa Maria di Sala. Continua tuttavia l'attività di presidio dei lavoratori con l'RSU che annunciano proseguirà a oltranza fintanto che non verrà verbalizzato ogni punto deciso nell'incontro al Mise di venerdì scorso 7 gennaio. Sindacati che attendono la data di convocazione dell'incontro presso l'unità di crisi della Regione Veneto per l'avvio di un successivo tavolo tecnico ministeriale. Il presidio dunque resterà anche nei prossimi giorni per monitorare tutta la merce in uscita. Temi questi illustrati oggi nel corso dell'Assemblea dei lavoratori, che ha visto impegnata una forza lavoro di quasi 300 persone tra amministrativi e operai delle complessive 600 che da domani vedranno riprendere anche la lavorazione meccanica. E a proposito di Speedline, questo che vedremo il commento di Elena Donazzan, assessore lavoro della Regione Veneto. Speedline la stiamo seguendo, abbiamo fatto revocare la chiusura, la decisione di chiusura. Oggi è una corsa contro il tempo e noi abbiamo sfidato Speedline a restare in Italia, a restare nel veneziano, perché tutte le istituzioni, il sindacato in testa, siamo pronti a risolvere i problemi che eventualmente avevano portato alla decisione della chiusura. Non si può chiudere un'azienda importante come questa. E novità anche sul fronte della produzione per l'ex Alcoa di Porto Marghera, con una parte degli operai che potrebbero tornare a lavoro già in settimana.
incontro dell'anno tra la RSU e la direzione aziendale alla Selin Fusina Rolling di Porto Marghera, la ex Alcoa, dopo il rogo del 27 dicembre scorso. Deciso che tutti i lavoratori attualmente a casa, vista la produzione che è ancora ferma, saranno coperti dalla cassa integrazione con l'azienda che ha promesso farà di tutto per anticiparla, dandone conferme ai sindacati nei prossimi giorni. Decisa inoltre la data della ripresa della produzione, si ipotizza venerdì prossimo 14 gennaio, ma soltanto se nel frattempo interverrà il dissequestro dell'area coinvolta nell'incendio da parte del magistrato incaricato. Però torno a ripetere che si tratta per ora di un'ipotesi. Ipotesi per la quale, se interverrà, come detto, il dissequestro dell'area nelle prossime 24-48 ore, il ciclo di produzione riprenderà con impiegata prima la squadra della fresa per preparare le placche che vanno caricate nei forni, peraltro già pronti. Quindi il gruppo lavoro delle 6 persone dello sbozzatore e a cascata la squadra addetta al finitore e quella successiva ancora. Se così fosse sarebbero garantiti pure i prossimi stipendi, ma il condizionale in questi casi è d'obbligo. Problemi sembrerebbe che non ci siano per i prossimi, però attualmente è ancora un attimo prematuro ipotizzare che ci sia il versamento regolare. Per la ripresa del lavoro per le 300 famiglie dell'ex Alcoa si attende soltanto l'ok del magistrato. Dunque, le commesse infatti fioccano e sono pure molto importanti, dal nautico al Ministero della Difesa, solo per citarne alcune. I nostri materiali vanno su più settori, quindi come dicevo abbiamo un ampio spettro. E sarà proclamato sabato a Padova segretario regionale del PD Veneto e Veneziano Andrea Martella, eletto con l'87% dei consensi. La proclamazione alla Fornace Carotta. Come vice segretaria dei Democristiani Veneti sarà eletta Monica Lotto, che guida il PD di Belluno. Attese le dimissioni del presidente, il trevigiano Giovanni Tonella, con Martella che apre alla trattativa per la direzione con un'altra trevigiana esclusa dal voto, Laura Puppato, con cui intende poter ricomporre la frattura in atto da tempo. E a Piazzale Roma, pochi posti auto e anche molto cari per i residenti in Laguna. Il PD chiede al Comune notizie certe sul nuovo bando di assegnazione parcheggi, atteso ormai da anni. Esiste una città in cui parcheggiare l'automobile può costare a un residente dai 300 ai 500 euro al mese? È Venezia, nell'unico garage pubblico di Piazzale Roma, mentre la seconda struttura per auto, un garage privato cui il comune ha concesso di raddoppiare la superficie, scelta per ora congelata, ha recentemente annunciato un aumento del 70% degli abbonamenti. Molti non se lo potranno permettere e molti pensano di spostarsi al garage comunale, dove però c'è già la coda di richieste e un bando di assegnazione manca da anni, nonostante il via libera della giunta Brugnaro sia datato 28 maggio 2019. Dopo quel proclama c'è stato un ulteriore proclama di arrivo del nuovo bando nel 2020, un altro nel corso del 2021. Doveva l'ultimo annuncio di novembre essere fatto il bando a dicembre e invece siamo ancora che attendiamo. E anzi ci sembra un po' strano che i numeri anche nelle dichiarazioni dell'assessore siano cambiati, perché inizialmente parlava ancora 2 anni fa di 300 posti, adesso in alcune dichiarazioni parla di 250 posti per i residenti e nell'ultima dice che saranno tra i 200 e i 300 posti, come se non sapesse quanti posti ci sono dopo 2 anni di annunci all'interno del garage comunale. Assieme al consigliere comunale Alberto Fantuzzo, la capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo ha risollevato la questione H. Farsetti, una questione strettamente correlata ad una residenzialità che si sta facendo sempre più difficile in una città già ridotta al minimo storico di abitanti. I posti liberi al momento sono utilizzati dai turisti, cioè si pensa alla città e ai servizi di questa città solo in funzione dei turisti. In questi 2 anni avevamo ad esempio richiesto che quei posti liberi venissero assegnati ai veneziani con delle tariffe agevolate. È evidente che poi tutta la gestione di questa amministrazione, che va dalla residenza, che va dai trasporti, che va a tutta una serie di servizi, è legata solamente all'ottica turistica. E da un mese dell'inaugurazione col Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, le sculture del presepio di sabbia di Jesolo hanno raggiunto i 70.000 visitatori e contano di raggiungere quota 100.000 entro la chiusura del 6 febbraio. Le vendite del merchandising e la raccolta delle offerte segnano una tendenza al raddoppio rispetto all'edizione del 2019, un'ottima notizia dato il carattere benefico dell'iniziativa.
E questa sera alle 21:15 torna l'appuntamento con Ring, tantissimi ospiti anche in questa serata: Carmela Palumbo, Mario Conte, sindaco di Treviso, Lorenzo Damiano, Novax pentito, Giacomo Possomai, PD, Marco Bonet, Corriere del Veneto. E con questo è tutto, vi lasciamo alle previsioni del meteo, grazie per essere stati qui con noi, buonasera. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Dona di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. Alta pressione, bel tempo, l'irruzione di aria artica manterrà molto bassi i termometri ancora per qualche giorno, poi da giovedì sarà più mite. Il dettaglio di martedì 11 gennaio. Sul Veneto la giornata risulterà stabile e soleggiata, senza precipitazioni. Cielo sereno o al più occasionalmente poco nuvoloso. Venti in quota e sulla costa a tratti moderati da nord-est, per il resto saranno deboli con direzione variabile. Temperature, come detto, fredde, soprattutto per quanto riguarda le minime, che saranno sotto zero un po' dappertutto, massime invece tra 5 e 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto non cambia lo scenario, anche qui tanto sole dappertutto e non sono attese piogge. Cielo limpido, temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime sui 6-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, lo vediamo, qualche addensamento sui settori settentrionali, ma sarà del tutto innocuo. Temperature minime intorno a -3, -2 gradi, massime infine sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Dona di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.